Mio figlio, tu devi solo farlo e basta, tutto qui. Perché tu non sei in grado di fare niente, tu rovini tutto. Sei una stupida, ecco cosa sei. C'è anche gente che non si separa per i figli, ma E voi cosa avete da guardare, eh? Fatevi i fatti vostri, fatevi. altre volte i miei per esempio non andavano d'accordo, ma non sono tornati mai a comprare niente le robe. Mio padre non diceva, cioè non sarebbe Ah, sei qui? Ti ho chiamato e non rispondeva nessuno, ma dove diavolo? Sono andata a prendere Paolo all'asilo. Non dire balle, dove sei stato? Ma te l'ho detto, sono andata a prendere Paolo all'asilo. Scusa. Scusa un cavolo! Lo sai che devi dirmelo. Sì, è vero. E scommetto che il cellulare era scarico. Sì, infatti. Mi prendi per scemo? Tanto lo so perché ci sei andata. Ma lo sai che dovevo andare a prenderlo, altrimenti poi... Lascia stare Paolo! Tu sei andata per incontrare lui. Ma lui chi? Smettila di fare la saltarellina con me. Sei andata per incontrarlo, lo so benissimo. Ma no, io... Fetente cagna schifosa. Lo so che sei andata per incontrare Vincenzo. No, andate. È meglio che guardi, così impara da subito che siete tutte uguali, delle cagne schifose. Voglio giocare in camera, Paolo. Sì, Ma mamma. lascia perdere, io arrivo a casa di un adulto che non è compagno. Mi fai male così mi lasci il segno. No, sei tu che sei delicata e cagna. Ti prego, Mario, non ho visto nessuno. Hai addosso il suo profumo, lo sento. Mario, non è vero. Hai fatto